Eccoci insieme nuovamente, cari telespettatori. Vi presento un altro ospite. Questa volta andiamo alla scoperta di una professione molto particolare che riguarda qualcosa che è molto importante per la vita di tutti quanti noi, non solo delle aziende, delle imprese, ma per chiunque, di cui abbiamo parlato tante volte, soprattutto per i prezzi che aumentano, e faccio riferimento alle materie prime, e la professione investita in modo particolare dal nostro ospite, che è Glauco Caneva, il dottor Glauco Caneva, è il broker di materie prime. Ben arrivato. Salve dottoressa. Allora, l'occasione è un libro che lei ha scritto, tra l'altro, che è un po' incuriosito perché è un suo percorso di vita, è una storia che è una provocazione per tutti coloro che ritengono che se parte da un certo punto è molto difficile riuscire a far strada, se si è ingarbugliati in certi meccanismi è difficile uscirne e ci si sente sempre prigionieri di altri o di sistemi, e invece non ci si rende mai conto che si è sempre prigionieri di se stessi, dei limiti che ci si pone con la propria testa, e questi limiti si possono superare perché le opportunità, studiando, preparandosi, come premessa, ci sono e ce ne sono tantissime. Una di queste opportunità a lei è venuta proprio dal commercio di materie prime, giusto? Esattamente. Di cui c'è estremo bisogno, è un bene fondamentale senza il quale ci siamo resi conto non si può andare da nessuna parte, di cui però siamo anche, tra virgolette, come sistema paese, sistema mondo, prigionieri, giusto? Certo, certo. Cosa sono innanzitutto quelle materie prime? Quindi partiamo dallo stato attuale. Broker di materie prime, lei che commercializza o mette a contatto con cosa? Con i metalli, cioè dei metalli, ad esempio il ferro, l'acciaio, quindi il nickel, i derivati preziosi come l'oro, che vengono tutti diciamo, rigenerati dal riciclo. E quindi è fondamentale questo, perché da un punto di vista sostenibile queste materie sarebbero presenti in natura e attraverso il riciclo si dà nuova vita. Mancano tantissimi impianti in Europa e in Italia, circa sui 30.000 come numeri. Addirittura sono veramente numeri spaventosi. Certo, anche perché molte persone comunque non sanno che ci sono un sacco di agevolazioni, in quanto andando a recuperare materiale si fa un bene all'umanità, perché anche basti pensare alle miniere, sono un sacco di minori, un sacco di sfruttamento dal punto di vista umano, e da lì c'è la necessità appunto di avere sia una linea da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista sociale e economico. Quindi è un business, secondo me, che gira attorno anche a un benessere comune, e basti pensare comunque che c'è stata già una delineazione nel 2015 attraverso la Commissione europea, e si denomina Green New Deal, che è entrato nel 2020, ci sono sul piatto circa 200 miliardi all'anno per progetti sostenibili. Cioè quindi per l'utilizzo, il recupero sostanzialmente di materie che poi diventano materie, che rivengono recuperate, sono materie prime. Certamente. Entro il 2050 hanno fissato l'obiettivo, col Trattato di Kyoto, di portare l'emissione di anidride carbonica pari a zero. Quindi ci deve essere, c'è tanto lavoro da fare, c'è tanta conoscenza, comunque ci vuole conoscenza per fare dei piani, di progetti sostenibili. Questo appunto è fondamentale. Cioè sostenibili nel recupero? Sostenibili nel recupero e anche nell'utilizzo, quindi nel processo di trasformazione attraverso i macchinari a idrogeno anziché in carbonio, e anche attraverso appunto, si stima che sono state, diciamo, sono migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti, di materia prima, diciamo, cestinate all'ambiente, quindi poi ha il suo conferimento nelle discariche, quindi le discariche sappiamo che è l'aspetto finale del riciclo, e quindi è l'aspetto dove non, diciamo, è quello più ostico, e attraverso questo procedimento sostenibile si riesce a fare un bene sia per l'ambiente, sia per l'economia e sia per tutti noi.
Certo. Allora, come incomincia questo, un attimo solo perché poi dopo mi perdo l'aspetto che mi interessava. Che cosa fa lei sostanzialmente? Cioè va a cercare materie prime, come funziona il suo Cioè lavoro? io metto a contatto le varie aziende, cioè possono essere da un punto di vista anche in questo caso dei RAE, che sono i rifiuti elettrico-elettronici, all'interno dei quali ci sono i metalli cosiddetti nobili, quindi l'argento, l'oro, e metto in contatto le varie imprese, cioè le materie prime c'è una continua richiesta, io faccio altro che mettere in contatto le varie aziende e attraverso la mia attività faccio anche l'aspetto, diciamo, seguo l'aspetto anche burocratico, perché comunque ci vuole anche l'aspetto c'è una serie di normative che vanno rispettate, devono essere conosciute, sì. E quindi per muoversi in quest'ambito diventa difficilissimo per gli imprenditori. Sì, perché oltre a sapere, diciamo, da un punto di vista ambientale, le varie normative, le varie procedure, ci vuole anche una conoscenza da un punto di vista anche contrattualistico, quindi ci vuole una conoscenza anche da un punto di vista legale per poter far sì di fare il lavoro senza andare, diciamo, a incorrere delle problematiche che ovviamente ogni imprenditore. Certo. Lei lo svolge in Italia oppure quindi anche all'estero, quindi diritto internazionale? Esattamente, in Italia e in Europa per il momento, in Italia e in Europa. Perché comunque diciamo la parte in Europa c'è tanto da fare, siamo 193 paesi che fanno parte appunto di questa comunità e c'è bisogno di avere, noi siamo un po' il fanalino di coda da un punto di vista della conoscenza sostenibile e della conoscenza del green in Italia. Noi siamo un gran popolo, gran lavoratori, però ovviamente adesso c'è bisogno di una conoscenza per quello che riguarda anche di attingere le varie opportunità dal punto di vista europeo. Noi abbiamo una legislazione... Ci sono finanziamenti, insomma. Esattamente, qui si parla di PNRR, si parla di tante, diciamo, agevolazioni che fanno parte del Green New Deal e quindi ci sono tanti soldi, tanti miliardi sul piatto della bilancia, però bisogna saper andarseli a prendere, no? Ecco, quindi bisogna avere una conoscenza, bisogna fare dei progetti, ecco la parola fondamentale, di progetti che siano redatti secondo le normative europee. Queste materie prime quindi vengono ricavate da un riciclo, da un recupero sì. Di cose che sono state già costruite. Prima vedevamo delle montagne di rifiuto già selezionato e quindi ci sono dei luoghi precipui dove vengono recuperate, aziende che fanno degli scarti particolari che sono preferite rispetto ad altre? Ma di preferenza, diciamo, non c'è una preferenza, perché comunque che sia il ferro, che quindi per prodotti siderurgici, che sia l'oro attraverso i rifiuti elettrico-elettronici e quindi le schede madri, che sia la plastica, che c'è un mondo sulla plastica. Sì, infatti, anche la plastica. Quindi. Anche la plastica, noi trattiamo anche la plastica con le aziende, diciamo, in Europa e c'è anche lì un commercio, perché comunque si dà nuova vita a un rifiuto che comunque sarebbe destinato poi alla discarica e così facendo c'è sempre una maggiore esigenza di rigenerarli, di comunque dare appunto una nuova vita, quindi non c'è un prodotto in sé. Dopo diciamo che anche le materie prime, soprattutto quelle nobili, c'è una sorta di alto e basso, un ago della bilancia che nel momento in cui c'è qualche situazione da un punto di vista internazionale, la borsa pesante, insomma, delle esattamente, oppure scambio con il dollaro, e c'è oppure anche con la guerra in Ucraina, oppure il crollo del Credit Suisse, l'oro automaticamente sale, quindi la materia prima nobile è considerata il bene di rifugio per eccellenza, sale alle stelle, quindi diventa anche un discorso speculativo attorno alle materie prime, quindi materie prime per guadagno, materie prime per sostenibilità, quindi un lavoro, un mondo a mio avviso che non andrà mai in crisi, ma andrà sempre, diciamo, più nella perfezione. C'è bisogno di perfezionare gli impianti, bisogno di avere sempre macchinari che siano tecnologicamente all'avanguardia. Ecco che
anche nel mio libro parlo di digitalizzazione e innovazione, di formazione, perché è importantissimo l'aspetto anche informatico e l'aspetto comunque anche comunque dello studio, no? Quello che riguarda la formazione. C'è il rispetto dell'ambiente e perché non si ingenera nuova materia prima? Sì, da che punto di vista? Spieghiamo a chi non è addetto ai lavori. Sì, cioè praticamente c'è rispetto all'ambiente perché attraverso questi impianti non andiamo a estrapolare appunto il prodotto nel terreno e quindi lo si riutilizza da uno scarto sostanzialmente, questo è molto importante. Anche per l'innalzamento, diciamo, climatico, con tutte le problematiche dal punto di vista dell'agricoltura, cioè basta pensare alle varie, diciamo, alle varie scioglimenti di ghiacci e quant'altro, quindi i vari disastri che succedono nel mondo a livello globale, quindi questo porta comunque a un rispetto nella terra in cui viviamo e anche per il cibo di cui ci nutriamo. Ecco. Come allora, qui andiamo alla seconda parte, dopo torneremo anche sulle materie prime, che è sempre interessante conoscere, vedere. Quando lei ha parlato di plastica, anche lì si apre un mondo, immagino. Sì. Come si diventa un broker di materie prime? Lei si è inventato una professione? Io mi sono inventato una professione, cioè sono partito con la mia storia con il furgone, quindi facevo porta a porta per un'esigenza personale e quindi da lì ho vendeva abbracciato. Che cosa? Io proprio andavo a raccogliere il ferro, il rottame proprio ferroso, quindi il tipico l'asse da stiro, lo stand di biancheria, la pentola, andavo proprio porta a porta nelle contrade. E poi lo vendeva? Sì, poi lo vendevo, c'erano i vari raccoglitori, rotamai che andavo e vendevo, sono partito un po' allo sbaraglio e da lì ho capito che avevo una necessità di formarmi perché comunque c'era dal punto di vista anche forestale, normative ambientali, cioè non era così semplice come io pensavo. Ma questo si è messo a fare questo lavoro così, d'amblè, cioè lo genitore, papà faceva qualcosa di simile? No, mio padre faceva linee elettriche, era un artigiano poi edile, anche lui ha avuto una storia abbastanza incagliata e ha avuto anche lui i suoi, diciamo, default dal punto di vista lavorativo, ma io sono partito perché avevo un amico, un caro amico mio, che diciamo avevo il mio figlio che correva con le moto, con le mini moto, e lui mi ha avvicinato a questo mondo perché vedevo comunque che era una persona che economicamente stava bene e lui mi diceva guarda che vado a Ferro Vecchio e faccio questo lavoro e non capivo perché nella mia testa c'erano gli zingari che facevano questo lavoro, c'erano persone magari così, cioè non riuscivo a capire. E poi lui mi ha introdotto, mi ha detto guarda che se ti interessa, ho cominciato a fare delle domande specifiche e da lì sono partito. Mio papà aveva un vecchio furgone che usava appunto per fare l'edile e un vecchio Fiat Daily e da lì sono partito così all'improvviso e ho cominciato un po' alla volta, però non avevo l'economia per poter avere un capannone, per poter avere tutte le autorizzazioni che necessitava per l'espletamento dell'attività e da lì ho cominciato a capire attraverso, diciamo, dei controlli con le forestali, la parte burocratica, la parte fiscale, cioè è un lavoro molto complesso e sotto controllo giustamente. E allora ho cominciato ad appoggiarmi a consulenti, pseudo consulenti, diciamo a professionisti in genere, e questi dicevano, però non mi davano soluzioni concrete. Ecco. Le parcelle erano sicure, le soluzioni non tanto. E quindi ho cominciato a studiare perché volevo essere informato, volevo essere formato e informato dei vari aspetti e lì ho cominciato ad appassionarmi anche perché finito ragioneria volevo appunto, il mio sogno era quello di diventare avvocato e ho cominciato a studiare legge collegata comunque al diritto tributario e al diritto ambientale
e ho cominciato la parte contrattualistica, che diciamo è quella che comanda nelle relazioni di lavoro, e lì ho cominciato ad appassionarmi sempre di più. Continuando a lavorare? Continuando a lavorare. Lavoravo, studiavo, mi alzavo alle 4 di mattina perché io ho una memoria fresca la mattina, quindi la mattina era il mio momento nel silenzio, e ho cominciato ad appassionarmi sempre di più, e ho cominciato poi a frequentare dei corsi con il Sole 24 Ore, con la scuola relativa alla sostenibilità, alla PNRR, e lì ho conosciuto varie, diciamo, realtà come la KPMG, la Deloitte, la PwC, che sono aziende, società quotate in borsa, che fanno anche relazione dei bilanci. Quindi ho cominciato a capire dai miei studi non solo l'aspetto del bilancio classico dettato normalmente, ma di canoni internazionali, gli IFRS, gli IAS, e quindi attraverso anche i sistemi GBS, cioè tutto quello che riguarda il bilancio non economico, ma il bilancio, che racconto anche nel mio libro, della rendicontazione. Cioè quindi è entrato in un mondo un po' più concreto, che aveva a che fare, poteva in qualche modo aiutarla a risolvere meglio certi problemi del suo lavoro, bravissimo, giusto? Questo è stato uno step, quindi per supportare un lavoro che poteva essere molto materiale, molto pratico e di guadagno anche abbastanza immediato, si è dovuto immergere completamente in un'attività di studio completamente teorica, normativa addirittura, che le ha aperto però delle porte. Esattamente. Poi attraverso i miei partner, i miei clienti, io lavoro non con tante persone, poche, e le considero buone, ottime, perché c'è un rapporto non solo di lavoro, ma un rapporto anche di fiducia, di lavori e di valori, e quindi cerco di seguire anche l'aspetto diciamo formale, contrattualistico, cose che purtroppo vengono messe in secondo piano, che però il mio, diciamo, motto è meglio prevenire che curare. E se conosci la materia riesci a prevenire, perché purtroppo siamo immersi nella burocrazia, è un dato di fatto, ecco, in Italia. Quindi si è reso conto, lavorando sempre di più, che la normativa era molto complessa, che tutto comportava degli step di difficoltà e di conoscenza, avrebbe dovuto avvalersi di una serie di collaborazioni pazzesche, sì, giusto, come dice lei, ai professionisti vari, che però nessuno mai sapeva a sufficienza. Sì, adesso, diciamo, ho invertito l'argo della bilancia, e sono io che sono a capo, che guido comunque i miei professionisti, che fanno parte comunque di un team esterno, dove supporto le persone, questi progetti, e cerco di realizzarli secondo una visione green e secondo una visione di gruppo. Però, avendo una conoscenza, riesco ad estrapolare le soluzioni migliori. Quindi la mia figura forse è una figura interessante, io presumo, perché comunque le persone mi dicono che sono una figura interessante, ma questo interesse è perché sono un formatore che è partito lavorando con le mani, quindi ho fatto un po' il percorso inverso, sono partito lavorando e studiare poi successivamente, quindi è stato un percorso che inizialmente credevo fosse la mia sfortuna, perché comunque volevo nascere sotto una stella magari economicamente più bella, più redditizia, più prestigiosa. Non far fatica, insomma. E non far fatica, dicevo, cavolo, ma se fossi nato figlio di un conte, eccetera. Invece ho capito che i miei genitori mi hanno dato un qualcosa che altri invece non hanno, quindi il valore della famiglia, il valore della parola, l'amore di un padre e una madre, e al di là di ogni aspetto economico. Poi se hai quello riesci a ottenere tutto il resto. Ha mai sbattuto la testa contro il classico muro, sbagliato strada, recuperato, ha avuto difficoltà? Cioè non è stato sempre un percorso sì, in salita, ma in salita tranquilla, no? No. È stato un percorso duro, un percorso dove sbagliare, diciamo, umano est, e quindi è normale, siamo umani e sbagliamo.
diciamo, a volte la differenza si ha quando si rialza, ok? Quando si riesce a trovare la soluzione ai problemi e non scappare. E quindi lì parlo anche del mio libro dello sport, che io sono un fanatico del pugilato, quindi mi piace moltissimo, e il mio motto è quello di reagire ai colpi, ecco, più che subirli e Lei è un basta. combattente nello sport Sì. e nella vita, si considera questo? Esattamente. E un insegnamento che le è rimasto impresso da tutta la sua avventura, quindi partendo dal basso proprio fino ad arrivare a livelli molto importanti, e che quindi lei si sentirebbe di trasmettere, magari trasmette come valore ai suoi figli. Beh, innanzitutto per me il motto principale è volere potere e la perseveranza. La perseveranza, come tutte le cose, è secondo me l'arma vincente. Se uno ha un obiettivo in testa, attraverso la perseveranza riesce a raggiungerlo. Quindi continuare, insistere, cercare di trovare delle soluzioni per arrivare a quell'obiettivo. Ma lei che obiettivo si era posto inizialmente? Ma il mio obiettivo era inizialmente era quello di dar da mangiare a mio figlio, perché avevo già un figlio che adesso ha 23 anni, quindi il mio obiettivo era sfamare mio figlio. Lei aveva 20 anni più o meno, quindi Esattamente. un bambino piccolo. E quindi il mio obiettivo inizialmente era quello, io dovevo trovare un lavoro che mi permettesse di sfamare mio figlio e dargli, diciamo, una vita sufficientemente corretta, agibile, insomma. E da lì poi l'appetito viene mangiando e volevo diciamo, raggiungere quegli obiettivi che mi ero prefissato in età adolescenziale, quindi arrivare alla laurea, insomma. esattamente, quindi sono arrivato, ma ho ancora tanti obiettivi, perché ci sono dei progetti in corso su degli impianti che stiamo, diciamo, sviluppando, e con ottime, diciamo, soluzioni dal punto di vista sostenibile, e quindi sono molto fiero di me e della Quindi mia da famiglia. una situazione che poteva essere anche a livello di economia, no? Economia green viene vista tante volte come qualcosa dove si possono perdere anche posti di lavoro perché bisogna fare dei cambiamenti anche aziendali importanti, in realtà possono nascere delle opportunità straordinarie di professioni anche remunerative che sono però rispettose dell'ambiente. Esattamente, lei ha proprio colto l'aspetto essenziale, anche perché ci sono tanti giovani che non sanno che tipo di studi fare, che lavoro fare. Ecco che queste figure che accompagnano le aziende verso una economia green mancano perché appunto anche redigere i progetti, bisogna che basta un inventarsi, progetto, esatto. In un corso la professoressa Germana Di Falco appunto parlava che mancano tecnici che producono questi progetti, che sappiano fare questi progetti, e lì ce ne sono un sacco di possibilità, anche perché c'è una volta che mettono da parte, diciamo, della comunità europea, c'è questa, della Commissione europea, c'è questa, diciamo, sono questi soldi, se non vengono utilizzati bisogna comunque restituirli. E quindi è un peccato avere queste opportunità che vanno, diciamo, a fianco al sistema canalizzato, standardizzato da un punto di vista bancario, perché oramai, diciamo, nel vecchio schema tutti vanno nell'istituto di credito a chiedere, diciamo, di finanziamenti, eccetera. Però un finanziamento così lo devi anche restituire, lo devi restituire. E non è semplice, invece dall'altra parte, una parte sono a fondo perduto, c'è una strada più agevole perché non richiedono tutte le garanzie che necessitano l'istituto bancario normale, ma anzi c'è un invito a chiedere, c'è solo bisogno di un progetto, non c'è solo bisogno di garanzie, di un progetto. Quindi lei aiuta anche a redigere progetti? Esattamente, attraverso dei collaboratori miei li guido verso un progetto. Li guido e diciamo, li mettiamo nero su bianco quello che l'imprenditore ha in testa, ma diciamo, non è che è una consulenza per tutti, diciamo, okay? Solo per
situazioni particolari e su materie prime la domanda che viene fatta un po' a tutti gli imprenditori, comunque lei è un imprenditore di fatto, un professionista però imprenditore, è giovane ma non più giovanissimo, che cosa riscontra e quindi che consiglio si deve dare nelle giovani generazioni, che quindi tante volte si tirano indietro davanti a certe sfide, oppure il vecchio imprenditore, l'imprenditore che ha un'età dice non hanno voglia di fare, in realtà non è proprio così. Che cosa coglie? Lei che è in una via di mezzo, no? E ha fatto dei passaggi. Io dico che comunque il problema non sono i giovani, ma siamo, diciamo, talvolta noi genitori che tappiamo le ali ai nostri figli e gli diciamo che non sono capaci, che non sono in grado e che comunque sono dei fannulloni e quant'altro. Loro crescono con questi input che noi gli diamo, l'output è quello che si sentono dei falliti. A mio avviso i nostri giovani sono eccellenti in quanto a livello informatico, cioè, a livello informatico sono molto più avanti di noi, di questa generazione. E quindi basta solo dare la possibilità anche noi, in questa generazione, di ascoltarli di più e incanalarli. Basta pensare a tutto l'asset anche dell'informatica, della tecnologia, che si parla della rivoluzione 4.0, okay, e loro sono i pionieri, i nostri figli. Però bisogna secondo me, a dirgli che sono forti, che ce la possono fare. Ovviamente il progresso è questo. Non si può guardare e continuare a dire ai nostri giovani ai nostri tempi non c'era il telefono, ai nostri tempi non c'era questo, ai nostri tempi non c'era quello, perché altrimenti andiamo contro il progresso. È assurdo, cioè, il progresso porta anche diciamo, a un benessere economico, ovviamente non possiamo mettere i nostri figli con la zappa, quindi bisogna anche noi, prima di tutto noi, cambiare l'approccio attraverso i giovani. E vedremo che poi i giovani avranno un approccio diverso verso noi genitori o noi perché sono comunque figli di generazioni diverse, c'è poco da fare. Esattamente. Questo è di fatto. Esattamente. Io la ringrazio moltissimo, Grazie ricordiamo appunto che ho preso spunto, ma perché è una bella storia, la teoria di Glauco, lei il suo nome poi è Glauco, quindi, ma sostanzialmente la teoria qual è? La teoria è la formazione, cioè la teoria di Glauco è la formazione e la sinergia di più persone con un obiettivo che è quello di avere sotto la triple bottom line, no? L'aspetto economico, sociale e l'aspetto ambientale. Lei dice la paura di rischiare è diventata negli anni il suo punto di forza. E quindi non paura di rischiare, perché lei ha rischiato. Esattamente. Quindi avere il coraggio di rischiare e rischiando qualcosa si ottiene sostanzialmente. Esattamente. Io la ringrazio moltissimo, grazie di essere stato qui con noi. A voi cari telespettatori, questa è una bella storia, una storia comunque di successo, ce ne sono tante per fortuna nelle nostre realtà, bisogna andarle anche a scovare, poi è anche bello poterle raccontare perché così si diventa testimoni di qualche cosa che si è costruito e che può aiutare anche per le generazioni presenti e le generazioni future. Grazie al nostro ospite, grazie a voi di averci seguito, la puntata poi la vedete naturalmente tutta la puntata nel nostro sito internet. Buona serata.